Noi abbiamo un sacco di problemi, in questo momento sono 170.000 persone, tra i quali molti ragazzi che cercano lavoro. Abbiamo 1.600 persone dell'Electrolux che hanno messo in discussione il loro posto di lavoro. Si fa fatica a sbarcare il lunario, molte cose non quadrano e in Italia si perde tempo per misurare i panevin. Eccolo il panevin ribelle di Arcade ed ecco i 5.000 che sono stati dalla parte del sindaco Presti contro i burocrati da 5 metri di fascine e niente fuochi in case private. Immagini che raccontano la risposta della gente a chi vuol far morire una tradizione, ma anche a certi primi cittadini troppo zelanti nell'applicare una norma di legge anziché prendersi delle responsabilità da sindaco. 2 pile da 5 metri messe assieme, che sono comunque quello che vedete. Allora, se uno non ha il coraggio, non ha la forza di rispettare e di fare gli interessi della propria comunità, del proprio paese, salvaguardando le tradizioni, secondo me comunque non può e non deve fare il rappresentante di un paese o quindi il sindaco. Responsabilità che non vuol dire incoscienza. La nostra pira è legale, il nostro panevin è legittimo, è fatto con autorizzazioni di legge, rispetta i canoni della sicurezza come voi potete vedere. Così il 47esimo panevin di Arcade passerà alla storia come il ribelle anche verso il tempo, con le fiamme che hanno iniziato ad ardere subito nonostante la pioggia caduta fino a qualche ora prima. Ribelle tecnologico con la miriade di telefonini ad immortalarlo. Fiamme che hanno scaldato i cuori degli innamorati, per una tradizione ammirata anche da chi l'ha conosciuta durante la donata degli Alpini di Piacenza. Voi siete comunque sempre molto cordiali, sempre molto... Per cui questa fa parte un po' ma è molto bella, è un'occasione poi per stare assieme. E le faville dopo un primo tentennamento sono però volate verso est, verso Mattina, con un presagio non favorevole per il 2014. Spero che vada bene, ma non so. Che ci sia più lavoro per tutti. A Mattina mi sembra che vada. Quindi bene o male? Male. E invece speriamo che vada bene. Speriamo. Ma pitasse da pagare che sarà.